Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi temperatura un po' più alta, siamo intorno ai 16 gradi e mezzo, dai. C'era stamattina un bel sole, adesso è un po' più velato, ma speriamo che naturalmente per il prossimo fine settimana il tempo sia veramente bello per i nostri ospiti che ci vogliono raggiungere nella nostra meravigliosa Liguria, in particolare le nostre riviere. Passiamo comunque al nostro primo ospite della mattinata, che è il consigliere comunale di Genova, l'assessore comunale di Genova, Marta Brusoni. Ciao Marta, ci sei? Ciao, buongiorno a tutti, eccomi. Buongiorno a te Marta, dove ti trovi in questo momento? Ti faccio ridere a prendere un caffè al bar, ma ci vogliono anche i momenti di pausa prima di dare tutta me stessa in giunta. Sei davanti alla sede del comune? Sono davanti alla sede in comune, esatto, oggi abbiamo giunta, quindi abbiamo da portare avanti delle delibere particolarmente importanti e quindi, come ti dicevo, piccola pausa caffè, anche se sono, lo sai, abbastanza una macchina da guerra, ma in questo momento appunto pausa caffè e faccio una bella chiacchierata con te. Che ci sta benissimo. Allora, proprio ieri Marta Brusoni è uscita un po' su tutti i giornali qui locali, genovesi, per le sue dichiarazioni a sostegno della circolare di buonsenso che ha inviato il ministro Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione, che sostanzialmente dice niente schwa e niente asterisco. E già che ci siamo, l'assessore Marta Brusoni ha puntualizzato: per favore chiamatemi assessore e non assessora. Chiaramente mare di polemiche, ma ti racconti un po' te com'è andata la storia? Mi sono tolta un sassolino dalla scarpa, diciamo così, perché è una cosa che da sempre non approvo essere chiamata assessora, perché indubbiamente non toglie il ruolo e la partecipazione della donna nella vita politica e comunque anche nella vita lavorativa o nella vita di tutti i giorni, essere chiamata in un termine, essere definita con un termine che finisca con la A. Quindi in questo caso io sono assessore del Comune di Genova e risulta anche non corretto dal punto di vista dell'italiano essere definita assessora, ma così come tantissime altre, diciamo, professioni. Visto che sono consapevole che invece ci vogliono sempre di più uniformare la sinistra con loro concetti che comunque non sono conformi né all'italiano né tantomeno, diciamo, a situazioni anche più profonde, io ho difeso me stessa e anche tutta quella parte di cittadini genovesi che la pensano come me, e non per niente ho ricevuto anche molti commenti positivi, perché si è potuto parlare anche di questo argomento liberamente e continuerò a farlo. Ecco, senti, sull'asterisco e sulla schwa, l'Accademia della Crusca, che è un po' il faro, no, della lingua italiana, ha dato ragione al ministro Valditara, mentre per quanto riguarda questo discorso assessore, assessora, avvocato, avvocata, pubblica ministera, pubblico ministero, ministro, ministra, eccetera, l'Accademia della Crusca indica in realtà, per essere corretti, perché noi cerchiamo sempre di esserlo, il termine assessora. Ecco, quindi proprio a te non piace come donna questo termine, ecco, mettiamola così. Sì, sicuramente l'Accademia della Crusca potrà decisamente poter avere, diciamo, ragione, però visto che nella tradizione anche diciamo nelle nostre usanze, e viva le tradizioni e le usanze, noi ci siamo sempre chiamati assessore, come avvocato, sarà anche la prima volta che magari, con tutto il rispetto dell'Accademia della Crusca,
utilizzeremo diciamo questi concetti e questi termini tradizionali. Per quello che riguarda anche l'asterisco, indubbiamente è un togliere l'identità. Ora, non è un riferimento a livello diciamo sessuale, questo non c'entra nulla, ma comunque anche in questo caso è importante rivolgersi a una donna con carissima, a un uomo diciamo carissimo. E quindi questo asterisco è proprio togliere l'identità e quindi voler uniformarci in questo caso con una A e una E, ma poi dietro ci sono indubbiamente delle uniformità decisamente maggiori, e fare in modo tale che in questa confusione, soprattutto nei giovani, non si riescano più a portare avanti quelli che sono i concetti fondamentali della vita. Ecco, senti, io ti ringrazio, e già che ci sono, annuncio che la prossima settimana avremo con noi anche la tua collega, l'assessore Francesca Corso, che proprio oggi è uscita spiegando che insomma la proposta del PD, rimaniamo un po' su questi temi, di togliere ai bimbi il cognome del padre, diciamo è veramente, e lasciare soltanto quello della madre è del tutto insensata. Prima di lasciarti, hai ancora 30 secondi, Marta, volevo chiedere anche su questo tema un tuo pensiero. Allora, io sono madre e ho 2 maschi. I miei figli hanno il cognome, diciamo, del padre. Devo dire la verità che da figlia unica mi dispiace che che il mio cognome vada, tra virgolette, un po' dimenticato. Però penso che in fatto diciamo di parità si possa utilizzare il doppio cognome e senza nessun genere diciamo di problematiche. Direi che poi magari sono anche i ragazzi, quando saranno adulti, di poter scegliere quale cognome voler effettivamente utilizzare. Non mi piacciono gli estremismi, quindi non sono indubbiamente d'accordo con questo concetto che per principio preso si prenda il cognome del padre, ma non sono neanche d'accordo che per principio preso si prenda il cognome della madre. Cioè, in base alle singole situazioni si può ragionare, e naturalmente quello che è assolutamente fondamentale è poi, quando i ragazzi sono adulti, coinvolgerli. Sì, doppio cognome, possibilità di scelta, e non diciamo escludere il padre, che tra l'altro tanti padri, in primis quelli, i papà separati, sono considerati spesso di serie B. Ecco, dicevo, non escludere i padri, diciamo, dalla famiglia. Ma non esiste proprio escludere il padre, e tantomeno i cognomi del padre. Sarebbe qualcosa che non ha senso. Esatto. Proposta insensata del nostro caro proposta PD, insensata, esatto. Senti Marta, abbiamo il secondo ospite, credo già in linea, e quindi ti dobbiamo lasciare. Comunque ci ritorneremo su questi punti e anche su altri punti che riguardano Genova, perché come sapete il 25 maggio ci saranno le elezioni amministrative qui nel capoluogo ligure. E quindi al momento ti saluto, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Marta. Grazie, ciao, grazie, buona giornata a tutti quanti voi. Grazie ancora al nostro assessore comunale di Genova, Marta Brusoni, e passiamo, come dicevo prima, al nostro secondo ospite della mattinata con una grossa notizia, il nostro deputato ligure Francesco Bruzzone. Sentiamo se Francesco è già in linea. Ciao Francesco. Sono in linea, ci sono. Buongiorno e buona giornata a tutti. Buongiorno, chiedo anche a te Francesco, dove ti trovi in questo momento? In questo momento sono sul comune di Genova perché ho alcuni impegni di carattere sanitario, ma soprattutto un'attenzione particolare al fatto che a Genova ci sono le elezioni comunali. Sì. A breve, a maggio si vota per il comune di Genova, il comune più importante che va al voto, l'unico capoluogo di regione,
e quindi tanto lavoro da fare, quindi giusto lavorare ovunque, ma avere anche attenzione a quelle che sono le esigenze del proprio territorio. Non possiamo permetterci di perdere un comune capoluogo di regione importante come Genova, né come centrodestra né tantomeno come Lega, perché di cose buone ne abbiamo fatte veramente tante. Certamente, e i genovesi credo che premieranno il centrodestra, almeno lo auspico. Diceva, stiamo lavorando per quello, esatto. Lo spieghiamo una grossa notizia che è uscita proprio ieri, la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento della Camera dei Deputati, ha approvato un emendamento a tua prima firma che in sostanza declassa il lupo da specie particolarmente protetta a specie protetta. Ecco, ci spieghi un po' il meccanismo, una rivoluzione, diciamo. Sì, nel accetto volentieri la domanda del meccanismo, sapendo che a monte c'è comunque un problema di gestione della fauna in Italia, in modo particolare stiamo parlando di un animale, di un grande carnivoro che è presente in modo molto molto importante adesso, che è in forte aumento, non perché lo dico io che potrei essere di parte, ma perché ce lo dice l'ISPRA, perché ce lo dicono tutti gli istituti scientifici, e quindi scatta la necessità di gestione. La necessità di gestire questo grande carnivoro non scatta soltanto in Italia, in Liguria, o i 20 esemplari che girano all'interno della città di Genova, perché tutti i momenti li vediamo ripresi di qua piuttosto che di là. Ecco, scatta la necessità di gestire questo animale a livello europeo. Parte una proposta di modifica di un documento, di un atto importantissimo che si chiama Convenzione di Berna. La Convenzione di Berna, che aveva classificato il lupo come specie particolarmente protetta, è stato declassificato a specie protetta, che non vuol dire cacciabile, attenzione, a specie protetta. A quel punto, fatto il passaggio della Convenzione di Berna, adesso serve un altro passaggio a livello europeo, e cioè la modifica della direttiva Habitat, affinché la direttiva Habitat si allinei all'avvenuta modifica, sostenuta praticamente da tutti gli Stati membri, della Convenzione di Berna. È avviato questo percorso, e quindi io spero che a breve, nei prossimi mesi, proprio nei primissimi mesi di aprile o maggio, spero, venga modificata la direttiva Habitat. E che cosa abbiamo fatto a livello nazionale? Tanto grazie a Roberto Calderoli e la legge sulla montagna, è una legge importante, già passata al Senato, adesso all'esame della Camera verrà un po' modificata. Questa legge attiene a un rilancio, una tutela delle zone montuose del nostro paese, e c'è al suo interno un articolo che parla proprio della presenza di questo grande carnivoro che va a toccare gli allevamenti, insomma un po' tutta la vita anche economica, sociale delle aree soprattutto montuose. L'articolo 12 del disegno di legge Calderoli sulla montagna parla del lupo, e all'interno l'emendamento che è passato in commissione, che poi verrà in aula, ma insomma a questo punto diciamo che è fatta, e cosa dice? Niente di particolare, dice: non appena, lo dico in parole povere, poi se volete lo ripeto anche in parole più tecniche o da leguleio per come è scritto nella legge, però non appena verrà modificata la direttiva Habitat, lì in Italia automaticamente si recepisce questa modifica, e quindi il declassamento c'è. Quindi è una automatica preventiva applicazione di una cosa che sta arrivando a livello europeo. Si dice chiaramente che in Italia si applicano le direttive Europa, Convenzione di Berna, la direttiva Habitat, e se viene modificata la direttiva Habitat come verrà modificata in materia di lupo, è automaticamente applicabile. Questo è un po' il significato dell'emendamento. Un passo avanti, ecco, poi da lì, nel momento in cui viene classificato, perché c'è una legge che lo classifica particolarmente protetto in Italia, viene ritoccata. Francesco, ti fermo un attimo, mi senti? Francesco, sì, certo, ecco, certo. L'hai spiegato benissimo. Ecco, questo è stato fatto per propaganda, come dicono quelli di sinistra, i verdi, gli ambientalisti, eccetera, o è stato fatto effettivamente con buon senso, perché c'è una richiesta da parte dei territori e quindi si potranno attivare più rapidamente e velocemente i piani di gestione del lupo? Guarda, io questi verdi estremisti così in questo momento non li condivido, ma li capisco. Perché? Perché sono in grossa difficoltà, perché loro hanno fatto ampie battaglie per mantenere il lupo particolarmente protetto,
si sono scontrati con tutti i paesi europei, con la Commissione europea, col mondo, e quindi diciamo un po' che hanno dovuto arrendersi e oggi non sanno più cosa dire, dicono ma questa proposta è propagandistica perché non porta da nessuna parte. E no, invece è importante perché dopo la modifica della direttiva Habitat rimane in Italia una legge, se non facciamo niente, che lo continua a classificare particolarmente protetto, quindi serve perché garantisce il fatto che l'Italia andrà in quella direzione. I territori lo chiedono, basta chiederlo agli allevatori, agli agricoltori, ai possessori di gatti, quelli che hanno i gatti un po' che girano nei giardini, che girano fuori in campagna, non quelli che vivono all'interno degli appartamenti di città, perché sono ormai migliaia i gatti predati dai lupi. Poi c'è tutta la parte della fauna selvatica anche pregiata, che c'è il problema dei cani, perché sono centinaia anche le predazioni dei cani. Non arrivo anche al problema delle aggressioni all'uomo, queste cose qui, perché sennò poi mi dicono che voglio strumentalizzare altro. Diciamo che è determinante che l'Italia anticipi e si allinei alle indicazioni europee su questo declassamento. Non voluto, mal digerito, proprio avranno un mal di pancia da mangiarsi una valigia di Malox, però è così, mi dispiace, ma la fauna selvatica va gestita. Se ce n'è poca ed è in rischio di estinzione, va gestita proteggendola di più e quindi aiutandola a riprendersi. Se ce ne sono troppi, va gestita per riportarla nella corretta, giusta presenza numerica. Questo vale un po' su tutto. Faccio sempre l'esempio, poi chiudo. Se nella tua camera da letto c'è 1 o 2 zanzare, le sopporti. Ma se ce ne sono 200, fai qualche cosa per levarne qualcheduna, o sbaglio? Qui è la stessa cosa, se tu vivi in certe aree agricole di allevamento, eccetera, e c'è qualcosa, va bene, ma se non puoi respirare, se devi stare costantemente, devi rinunciare a fare l'alpeggio, che sta cominciando adesso, nei prossimi mesi inizierà l'alpeggio. Tantissime aziende non lo faranno più perché nessuno porta più in queste aree bellissime, ma sono belle perché c'erano gli alpeggi degli animali, non portano più gli animali perché poi quando torni indietro, poi parti su con 50 animali, di cui 10 incinte, torni indietro senza i vitelli che nel frattempo hanno partorito perché sono diventati mangime per i lupi, e magari non hai neanche più il numero di animali che hai portato su. Queste cose qui chiaramente disincentivano questo tipo di attività importantissima, che oltre che essere economica e radicata rispetto a un prodotto di nicchia come quello che deriva dai nostri alpeggi, è anche un grave danno ambientale, perché l'alpeggio è quello che mantiene i prati belli, i panorami belli, i paesaggi belli della montagna, perché ci sono gli animali che pascolano, altrimenti diventa tutto bosco. Allora, prima di salutarti volevo ricordare soltanto che per quanto riguarda qua Regione Liguria, il nostro presidente della terza commissione, che si occupa appunto di politica agricola e di allevamento, Armando Biasi, si è già attivato, ha già fatto delle audizioni. Il numero delle presenze dei lupi è in netto aumento. Anche qua sono stati invitati per esempio i carabinieri forestali, ma anche anche altri esperti del settore, autorevoli esperti del settore. E devo dire che Biasi ti ha ringraziato in particolare il nostro deputato Francesco Bruzzone per questa sua iniziativa lodevole, direi, iniziativa soprattutto utile per i territori, perché appunto... Ma guarda, questo passaggio si è delucato un po' in tutto il paese. Sono io che ringrazio tutti quei sindaci italiani, tutti quei consiglieri regionali italiani, a iniziare chiaramente quelli della mia regione, Biasi, ma anche il vicepresidente della regione Alessandro Piana, il consigliere delegato Alessio Piana, ecco, perché comunque si rendono conto che le esigenze che arrivano dal territorio vanno tramutate in atti concreti, perché tu non puoi affrontare un'esigenza se hai una legge che ti vieta di affrontare quell'esigenza. Almeno consentiamo che la legge possa prevedere di affrontare il problema. Questo è quello che vogliamo. C'è una grande mobilitazione nel paese, questo emendamento l'ho visto perché ha avuto un riscontro, a parte la Sicilia e la Sardegna, da tutta Italia, non in Sicilia, non in Sardegna perché il lupo non c'è, ecco, solo per quello. Grazie ancora al nostro deputato ligure Francesco Bruzzone, che saluto, che ringrazio ancora, e buona Grazie giornata. A voi, buona giornata. Ciao. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea Milano da Fabrizio Graffione.
Avete